Ah, oh, Anto, oh, enfin, oh, sur la table, on ne peut più. 3 volte sta settimana, ça fait 3 fois cette semaine, on me demande, et pareil la semaine dernière. Et, oh, arrêtez de faire toujours la même erreur, ah, oh. Mais changez un peu, il faut varier un peu, il faut varier les plaisirs. Sur la table, attention, eh oui, è così, è così, ma non è mica lo stesso A, attenzione, all'ortografia, non si sente mica la differenza, ma quando ce n'è solo uno, o che ne smettiamo uno, è un sbaglio, non marcia mica, perché sur la table, oyente, la table à tôle, voilà. Alors, le bureau, ce serait ou scanio, par exemple, ou desco, comme vous voulez. Et sur, alors, ie, azo, ce n'è che dici nantu a, e io dico a nantu. E poi dopo, è vero che stu zona qui, non si sente mica, a spesso sparisce, on fait apostrophe, si gaccia non c'è più. Ti capito? Dunque, ananta a tola, normalmente, ananta a tola, anantu a tola, piano piano, ma dopo, quando si parla normalmente, ananta a tola, Ce n'è uno che sparisce, non si sente pas la maggior parte del tempo, non si sente mica, ma ce n'è forza che pronuncia in un'altra maniera. Dunque, mi potete legare un commento qui in commento e così ne riparliamo insieme. Ti capito? Allez, a presto!